Calcio e solidarietà sono i due aspetti che hanno caratterizzato la giornata di sabato allo stadio Armando Picchi di Jesolo, che per l'occasione ha ospitato una serie di eventi accomunati dal divertimento e da un nobile scopo: raccogliere fondi da destinare a un progetto sul territorio jesolano dedicato a bambini e ragazzi, anche con disabilità, nel contesto di una rete territoriale di associazioni. La manifestazione è stata organizzata dall'associazione Just Friends Onlus in collaborazione con l'Ufficio Cultura e Biblioteca del Comune di Jesolo e ha visto anche la partecipazione di Avis. Ormai sono 7 anni che siamo sul territorio come Adele in Friends. È nata l'associazione che un nostro caro amico ha una bambina affetta da ISMA ed è partito tutto da Adele. Il clou della giornata è stato l'evento delle ore 16 con la sfida tra la Jesolo Friends, squadra composta da una delegazione della città, e la nazionale Italian Attori, che raggruppa volti noti del cinema nazionale, registi e doppiatori. È stato davvero una bella cosa a cui abbiamo partecipato con il cuore, proprio perché oltre a offrire uno spettacolo agli spettatori, il nostro impegno va soprattutto nel garantire il sostegno massimo, e speriamo che oggi la raccolta sia davvero cospicua per il progetto finanziato Just Friends Onlus in collaborazione con l'ASL, che va nei confronti dei ragazzi con disabilità. Al di là del risultato, quello che vince oggi è la solidarietà. Assolutamente sì, oltre ad essere una grande città turistica siamo una grande città di cuore, lo dimostreremo ogni volta che saremo chiamati in causa. A conclusione della giornata, poi, la premiazione e l'asta benefica, durante la quale sono state battute maglie ufficiali dei grandi talenti del calcio. Tutto il ricavato delle donazioni della giornata sarà quindi devoluto all'associazione Just Friends Onlus per finalizzare il progetto laboratorio inclusivo Just Friends. I fondi saranno impiegati principalmente per un progetto nuovissimo che si chiama LIF, acronimo di Laboratorio Inclusivo Just Friends, e sarà un programma che parte a settembre 2023 a Jesolo e prevede vari progetti di inclusione dei bambini con invalidità di vario tipo del territorio jesolano attraverso associazioni amiche, quindi con programmi sia di svago e creativi sia di sport, tutte attività post-scolastiche. È un piccolo dovere, un privilegio potergli essere utile in qualche modo. Inclusività è una parola che mi piace molto, di cui c'è bisogno in questo momento a vari livelli. Quindi inclusività, questo è un progetto molto preciso che riguarda ricercatori, istituzioni, minori, però un po' di inclusività, generalmente parlando, fa bene a tutti. Oggi è una giornata di solidarietà e di inclusività.